Un'onda di pettorine rosse invade il terraglio per ribadire il grande no alla violenza contro le donne. La consueta staffetta quest'anno è stata dedicata a Giulia Cecchettin e unisce i comuni di Mogliano, Casier, Casale, Preganziol, Marcon e Zarobranco. Si contano più di 200 persone partite da Dossone e Marocco e arrivate insieme alla corte benedettina. Per concludere, è stata depositata una rosa rossa sotto la lapide contro la violenza sulle donne del Centro d'Arte e Cultura Brolo, che ha nel mentre ospitato la mostra Femminicidio 2015-2023 dell'artista Paola Volpato, che raccoglie i volti delle donne uccise negli ultimi 9 anni. Parola a Sonia Forestan, presidente della Commissione Intercomunale Pari Opportunità. La Commissione lavora in rete, sono 6 comuni della provincia di Treviso che cerca con i loro mezzi, con le loro forze, di comunicare le pari opportunità. Quindi far capire che la donna nel suo mondo, nel suo modo di lavorare deve essere rispettata in ogni singolo azione, sia dal punto di vista della famiglia, del lavoro, sul sociale, e trasmettiamo la forza proprio della donna e quindi noi tramite azioni, tramite convegni, tramite per esempio come ultimamente stiamo facendo con il concorso La Forza delle Donne, vogliamo trasmettere questo. Davide Bortolato, sindaco di Mogliano. È appena finita la staffetta contro la violenza sulle donne, anche per ricordare Giulia Cecchettin. Una staffetta che conclude un mese di eventi che avete organizzato, giusto? Sì, è il momento clou, il momento più importante, l'arrivo della staffetta. Sono partiti gruppi da varie zone, un gruppo è partito dal comune di Casiano, un gruppo da Preganziolo, un gruppo da Marocco e un gruppo anche da Zarmana. È il momento clou con la deposizione di una rosa sotto al monumento, alla stele che abbiamo dedicato alla violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne. Abbiamo organizzato tanti eventi, un evento molto bello e molto riuscito è stato quello di una mostra, la mostra Femminicidio. L'artista Paola Volpato ritrae tutte le donne vittime di femminicidio da 10 anni a questa parte, che purtroppo in Italia sono più di 100 ogni anno, e oggi verrà purtroppo esposto anche il ritratto di Giulia, a cui abbiamo dedicato questa giornata. Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, qual è il messaggio che oggi parte da Mogliano e da tutti i comuni limitrofi come il suo, da dove è partita la staffetta contro la violenza sulle donne? Beh, al di là di tante parole che possono sembrare di circostanza, visto insomma tutto il battage giustamente mediatico che c'è stato in questi giorni, penso che la cosa più importante fosse quella di esserci oggi, esserci e testimoniare con la presenza, appunto prima ancora con le parole, un messaggio forte di unione e di rete fra tutte le componenti della società che devono viaggiare unite insomma verso la diffusione di una cultura capillare contro la violenza.